La pedagogia è la disciplina teorica e pratica finalizzata allo studio sistematico dell'educazione e dell'istruzione nei diversi contesti e nelle diverse fasi del ciclo della vita dell'uomo, al centro del dibattito nel territorio agrigentino. Nasce l'AIPED, l'Associazione Italiana Pedagogisti. Intento dell'associazione è quello di costituire modelli di intervento educativo spendibili nella pratica educativa immediata, il cui destinatario è l'uomo, l'oggetto primario delle pratiche educative, il fine di tutta la ricerca pedagogica. L'AIPED è un'associazione professionale e culturale che nasce appunto ad Agrigento, è un'associazione nazionale che opera su tutto il territorio, non soltanto siciliano, e che ha come scopo quello di divulgare e diffondere la figura del pedagogista e in particolar modo far conoscere oggi quindi il ruolo della pedagogia, che è ben diverso da quello che solitamente quindi si pensa e che risulti un ruolo diverso da quello di una decina di anni fa. Già diciamo che vi siete attivati con delle iniziative, sono stati aperti degli stand al pubblico proprio per spiegare quali sono gli obiettivi. Sì, abbiamo organizzato una manifestazione pubblica in piazza, quindi si è svolta quindi ad Agrigento e non solo, anche nelle piazze siciliane, in alcune piazze a livello quindi nazionale, proprio quindi per far conoscere quindi alla società e in particolar modo quindi alla famiglia che cos'è oggi quindi la pedagogia, ma in particolar modo il ruolo e la figura quindi del pedagogista clinico. Il messaggio che l'AIPED vuole diffondere è che lo scopo della pedagogia non consiste sulla formulazione teorica, ma sulla risoluzione di problemi pratici dell'esperienza educativa, quali difficoltà negli apprendimenti, nelle relazioni, intervenendo sugli svantaggi sociali, i conflitti culturali, l'inserimento delle persone diversamente abili, il reinserimento dei detenuti e la riabilitazione dei tossicodipendenti. Oggi quindi la figura del pedagogista clinico è diversa da quella che viene comunemente intesa, perché il pedagogista oggi ha delle competenze cliniche che si svolgono su una vasta quindi gamma di tematiche, quali quindi osservazione, valutazione rivolta quindi alle famiglie, alle disabilità, ai minori, e nello specifico quindi interviene con dei progetti educativi e di intervento e di riabilitazione su tematiche quali per esempio disabilità o soggetti quindi autistici o iperattivi, quindi o conflitti quindi familiari o recupero quindi di svantaggi quindi culturali. Quindi il nostro intento è proprio quello quindi di far conoscere quindi nel territorio non solo quindi la nostra figura, ma anche quella quindi di far capire che la pedagogia clinica è una pedagogia, una disciplina quindi che si occupa dello stato di salute quindi della persona e del suo benessere nella sua interezza.